Ok, ora ci sto riprovando. Allora, la diretta che doveva essere alle 21 sul profilo di Indipendenza Sonora in realtà sarà qui, quindi farò un 25 minuti di musica qui sul mio, perché non so per quale motivo non mi fa visualizzare la diretta su Indipendenza. Cioè, io entro nel profilo, però non c'è l'opzione di fare la diretta, però succede solo a me, non so perché. Sono quella che ha la connessione che non va, un sacco di problemi, tra l'altro speriamo che stasera... Ciao Omar! Come stai? Speriamo appunto vada, adesso attendo che un po' di gente insomma si colleghi, vediamo ecco che la notifica arrivi e poi iniziamo magari con un primo pezzo, insomma ci facciamo anche una chiacchierata nel frattempo. Ciao Simone! Ok, forse devo fare una storia in realtà sul profilo di Indipendenza, però ormai mi sa che è tardi. Vabbè, speriamo insomma che la notifica arrivi. Sì dai, pronta pronta abbastanza. Come state vivendo questa quarantena intanto voi che siete collegati? Beh dai, direi di iniziare intanto allora con il primo pezzo. Oh, aiuto. Allora. Adesso facciamo una cosa così, molto più easy perché... Allora, il primo pezzo è un pezzo che si chiama Distanze Danze. Ciao! Ho mani piccole per afferrare tutte le parole sbagliate. Puccini cantava Bologna, io la maledico per noi. I treni che prendi, i treni di 20 distanze e danze di corpi immobili, distanze e danze di corpi immobili. Mi hai rovinato le stazioni, ti vengo a cercare, forse no. Due bastardi senza casa, l'ho sempre detto, non sono mia madre. I treni che prendi, i treni di 20, i treni che prendi, i treni di 20 distanze e
Ok, primo pezzo fatto. Adesso ecco appunto saluto Indipendenza Sonora, ripeto per chi è arrivato ora appunto la diretta doveva essere sulla loro pagina, però io non so come mai ho sempre problemi con internet, sembra, non lo so, che il destino mi sia avverso e quindi non c'era l'opzione diretta, ecco, non so perché. Allora, il prossimo pezzo è appunto un pezzo che è contenuto nell'EP. L'ultima volta, ecco, mi presento un attimino perché appunto non dovesse conoscermi, eccetera, eccetera. Io sono, vabbè, Marta, insomma, ovviamente. L'ultima volta è l'EP che è uscito sotto Consa Press, You Can't Record Sedac Studio a giugno scorso. E insomma, dentro questo EP ci sono 5 tracce. E una di queste è Venere, quella che vi sto per suonare. Questo pezzo in realtà è spessissimo confuso per un pezzo un duetto con Acqua Distillata. Tra l'altro, ecco, una cosa bella da dire: Acqua Distillata ha appena fatto uscire il suo EP, quindi andate tutti ad ascoltarla su Spotify, seguitela sul profilo Instagram e mi raccomando, ascoltate, ha una voce celestiale, cioè veramente è una delle voci più belle che abbia mai sentito. E ha tra l'altro proprio una raffinatezza nel cantare che è pazzesca. Tra l'altro anche lei appunto fa parte di Indipendenza Sonora, una sorta di collettivo di artisti, ecco, organizzato ovviamente da Andrea Pizzinati, il quale ringrazio tantissimo per l'opportunità di fare questa diretta, appunto, che si è trasferita qui. Comunque, appunto, come stavo dicendo, Venere è un pezzo che appunto è confuso per un pezzo d'amore. In realtà è una sorta di richiesta di non idealizzazione, ne stavo parlando l'altro giorno con la mia amica Ale Valenzano e in realtà è stata l'unica che ha veramente per la prima volta subito capito il significato di questa canzone, una sorta di: per favore non guardarmi come se fossi Venere, non idealizzarmi costantemente perché io sono fatta di carne e ossa e sono esattamente questa, ecco.
Eccoci, eccoci. Ah, no, ciao Pippo. Grazie, ma intanto saluto tutti. Ah, Luna, ciao Luna. In realtà, paradossalmente, io mi riguardo mentre, cioè mi guardo mentre sto cantando e cerco di non fare delle facce bruttissime tipo questa quando canto, però vabbè. Allora, il prossimo pezzo, in realtà, mi serve anche il testo perché l'ho scritto un po' di tempo fa, però visto che ho fatto un sacco di dirette ultimamente e sono sempre gli stessi pezzi perché in realtà sono questi, lo suonerò dai oggi. Questo pezzo in realtà si chiama Non siamo capaci. Dopo vi racconto di cosa parla, casomai. Ok. È la tua voce che ascolto, ha lo stesso sapore. Mi perdo sempre qualcosa di quello che hai da dire. Non riesco a immaginare le stanze di una casa, ci vedo solo per gli angoli delle strade più buie e noi non siamo capaci, senza colpa e vergogna, e noi non siamo capaci senza la nostra menzogna. Con le dita ricarichi gli angoli della mia bocca, quelle notti in cui non si torna a casa e i gatti dai tetti gridano arriva il giorno, ancora qualche minuto fino alla prossima sera e noi non siamo capaci senza colpa e vergogna, e noi non siamo capaci senza la nostra menzogna, e noi non siamo capaci senza colpa e vergogna, e noi non siamo capaci senza la nostra menzogna, e noi non siamo capaci senza colpa e vergogna, e noi non siamo capaci senza la nostra menzogna, e noi non siamo capaci senza colpa e vergogna. Eccola, grazie. Ciao Arianna.
Ecco, Rihanna in realtà ha partecipato anche lei appunto a queste dirette di indipendenza sonora, sul profilo di indipendenza sonora, perché immagino che a lei non sia successo niente di strano come a me, come al solito, e mi raccomando andatevela a sentire perché è una cantautrice veramente, veramente brava. Appunto da venerdì 20 mi sembra ha fatto uscire il suo EP di Rovigli, quindi andate ad ascoltarla. Allora, in realtà io mi scuso perché ho un po' di mal di gola, quindi probabilmente vedete facce tipo un po' contrariate. In realtà non sono arrabbiata con il mondo, è semplicemente che faccio un po' di fatica. Detto questo, non so, dai, ditemi come vi stanno la vostra quarantena, fate pure qualche domanda, se no parlo solo io. E mi sembra brutto, dai, poi io non sono una grande intrattenitrice, da come si vede. Nel frattempo, allora che mi fate qualche domanda, qualcosa, insomma, qualsiasi cosa, vi canto un pezzo che non avete mai sentito, mai, cioè veramente mai. Io penso che questo pezzo, no scherzo, lo sentite sempre perché è una settimana che faccio dirette e suono, e lo suono, ormai sarete anche stufi, poveri. Vabbè, per chi non c'era, per chi non lo sa, questo pezzo si chiama Polvere nei musei, è un pezzo che deve ancora uscire, speriamo insomma uscirà a breve, ecco. E ciao Carla! E niente, praticamente parla un pochino... Diciamo che ecco, questo è l'unico pezzo d'amore che abbia veramente mai scritto. Oh mio Dio, Ale! Ragazzi, Ale era in realtà un chitarrista bravissimo, lo ricordo io ai tempi. E appunto no, questo pezzo è l'unico pezzo d'amore veramente che si può dire ok, ha scritto un pezzo d'amore e mi sono ispirata diciamo a quella polvere impercettibile che sta sulle cornici dei quadri dei musei fondamentalmente, che dà comunque al luogo un tocco quasi statuario, ecco, da un certo punto di vista, quasi intoccabile. Ciao! In realtà la gente mi ha chiesto che problema ho con la polvere perché solitamente scrivo sempre titoli come polvere dei musei, polvere di qua, polvere di là. In realtà nessuno. Questo è polvere nei musei. Vedo anche Carla, un'altra Carla. Di te mi morde nella notte, tu la curi con 1000 baci, con le gambe attorcigliate e le mani che tremano un po', forse non tremano abbastanza per sbagliare le note. Non ti fermano dal prendere un pezzo di tutto quello che è rimasto, di corde vecchie e di tendini nella polvere dei musei. Ti fa ancora pensare a noi, la ciao ragazzi! Delle tue camicie troppo grandi mi ci stringo la sera, ci custodisco le paure, ci custodisco belle parole e dagli ultimi centimetri scoperti tu mi sai, risai.
Bene. Ok, saluto tra l'altro Carla, che appunto lei, ecco, faccio questa parentesi visto che insomma siamo in un periodo un po' particolare, so che avete sentito parlare a destra, ma anche di tutta questa situazione, solo che appunto Carla che mi ha commentato, e tra l'altro appunto lavora in ospedale, quindi ecco, è una di quelle persone fantastiche che stanno insomma lavorando per noi, questo ci tenevo a dirlo. La situazione che ha fatto scattare in me la passione per la musica, ma in realtà io suono fin da piccola, cioè nel senso è una cosa che è successa in realtà per caso, cioè questa cosa è un aneddoto un po' divertente, nel senso che io sono finita a fare le medie musicali per caso. Ho detto, vabbè dai, proviamoci. Se devo essere onesta, la mia vera passione per la musica è scattata molti anni dopo, nel senso, la vera ragione di vita, quello step fondamentalmente è successo tipo in quarta superiore. E quindi da lì, ecco, fondamentalmente ho detto ok, questa cosa mi fa sentire una cosa che tutto il resto non mi dà, e quindi proviamo a farla seriamente. Poi il fatto comunque di diventare una cantautrice, insomma, non era programmato assolutamente, anzi ringrazierò sempre il mio produttore e manager Davide La Sala, che tra l'altro oggi non c'è a commentare la diretta, però solitamente è sempre qua che fa perché è lui che mi ha detto ascolta, proviamoci, facciamo questa cosa, vediamo, insomma, quindi devo veramente questa esperienza e anche questi pezzi a lui fondamentalmente, a lui Andrea Fognini. Allora, io direi che facciamo l'ultimo pezzo. Ciao Walter! Facciamo l'ultimo pezzo che è Amelia, che è il singolo, e poi ci salutiamo, che ne dite? Allora, questo pezzo è un pezzo che parla di un personaggio, un secondo. Parla di un personaggio letterario. Tra l'altro oggi ho fatto una bellissima intervista / un bellissimo podcast da Spotify, in cui mi chiedevano appunto quanto di letterario ci fosse nei miei pezzi, e questo è uno dei pezzi ovviamente più letterari fondamentalmente. Stavo facendo cadere la tazza. E parla appunto di questa Amelia, che è fondamentalmente una delle protagoniste del romanzo di Cesare Pavese, La bella estate, che a me è rimasta impressa perché è uno dei romanzi più belli secondo me di Pavese, nei quali lui racconta comunque la gioventù, ecco, fondamentalmente. E raccontando questa gioventù fa impersonare, tra virgolette, ad Amelia appunto la realtà, una realtà comunque di crescita. E inoltre Amelia è una donna molto sensuale che fa la modella per i pittori, e quindi questa canzone parla un po' di tutta quella Torino bohemienne, tutte queste cose belle. Questa è Amelia. È scorrota la chitarra, ragazzi. E brucia, fa male, solletica, tutto questo sale, cosa vedi nella linea dell'orizzonte? Le gambe velate d'acquarello e qualche fessura di albe interne, la punta del pennello in tinta nella polpa succosa, color pesca, nelle soffitto affrescate.
Bene, grazie a tutti. Allora, ringrazio di nuovo Indipendenza Sonora per appunto avermi chiesto di fare questa cosa. Mi dispiace nuovamente appunto che non sia riuscita a farla sul loro profilo. Ringrazio appunto tutti voi per essere stati qui e niente, allora adesso dovete comunque andare sul profilo di Indipendenza. Vi consiglio di andare a vedere la prossima diretta che si farà sul loro profilo, che sarà domenica alle 9 se non sbaglio, però meglio che andate sul loro profilo, ecco, perché sono loro che organizzano la cosa fondamentalmente. Bene, buona serata a tutti.